la verza amoretta di Veronella, il radicchio rosso e il broccoletto di Custozza. Queste le tre eccellenze alimentari veronesi protagoniste dell'appuntamento invernale del ristorante tipico. Dal 26 gennaio al 10 febbraio, 18 ristoratori veronesi si impegnano a proporre ai loro clienti questi prodotti stagionali come filo conduttore del menù. La conferenza di oggi è per presentare sostanzialmente la quarta edizione della stagionalità dei ristoranti tipici. Vedrà un grandissimo protagonista del nostro territorio che è la verza amoretta, colta tantissimo nella bassa. Abbiamo anche qui oggi una rappresentanza del consorzio con Coldiretti. Oggi siamo qui per promuovere questa iniziativa del Comune attraverso la Commissione Ristoranti Tipici. Noi siamo presenti come Coldiretti perché ovviamente ci interessa promuovere il prodotto tipico e quindi ci interessa anche poi l'origine di questo prodotto, quindi da dove viene preso questo prodotto per poi essere lavorato in questi ristoranti. Il cliente al giorno d'oggi, il turista al giorno d'oggi cerca la tipicità e cerca le cose tipiche della terra. I piatti tipici naturalmente per primo e dopodiché naturalmente i ristoranti tipici, perché noi proponiamo tutto quello che è la storia e la cultura della città di Verona. Il numero dei ristoranti tipici è nel corso di questo anno aumentato, vorrei quasi dire raddoppiato. Questo significa che sicuramente, se non nell'utente, nel chi propone ha fatto sì di apprezzare i nostri piatti e i nostri prodotti del territorio da chi poi li va a proporre e cucinare. È logica conseguenza che più ristoranti tipici abbiamo, più curiosità instilliamo nel turista che viene ad apprezzare non solo i nostri monumenti ma anche i nostri piatti.